La chiamata al 115 è arrivata poco dopo le 23. In fiamme i boschi a Colvisentin, fra le province di Treviso e Belluno. Il fuoco era visibile a decine di chilometri di distanza. Il forte vento di ieri sera ha alimentato le fiamme, che si sono propagate in un attimo. Immediatamente i residenti hanno allertato i vigili del fuoco, che sono arrivati con diverse squadre sia da Treviso che da Vittorio Veneto. Numerosi anche i volontari dell'antincendio boschivo. Le fiamme hanno raggiunto una linea di fuoco della lunghezza di circa 800 metri. Le operazioni sono durate per quasi tutta la notte e questo è il secondo incendio in soli 2 giorni. Domenica pomeriggio un altro rogo è scoppiato a Villa di Villa, una frazione di Cordignano, ed ha interessato 3 ettari di bosco. L'ipotesi più accreditata è che qualcuno possa aver innescato le fiamme. Secondo alcune segnalazioni sarebbe stata notata un'auto con persone a bordo proprio nel punto dove è partito l'incendio. Intanto si attendono gli accertamenti anche sull'incendio di Colvisentin. Il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon aspetta di avere ulteriori notizie per capire se dietro a questo rogo ci possa essere un piromane. L'attenzione è alta e dalle amministrazioni l'appello ai cittadini di segnalare subito se notano movimenti anomali nei boschi.